Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Diamo uno sguardo a quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni dopo l'interessamento del Molise, quindi sul centro e sud Italia con forte maltempo. Come vedete la fase almeno fino al 6 di aprile ci accompagnerà per quanto riguarda le regioni meridionali da forti precipitazioni, quindi il rischio ancora di temporali, compresa la Sicilia e quindi il comparto ionico e del medio-basso Adriatico che sarà più interessato da questa fase. Almeno fino al 6 di aprile è possibile però che possa poi giungere una fase un po' più fredda dal nord Europa che interesserà anche il nord. Come vedete il nord invece sarà assolto da una stabilità assoluta, quindi non avremo precipitazioni, clima secco e mite per il periodo. Come vedete nel corso dei prossimi giorni continueranno le piogge e dei rovesci che soprattutto sul nord della Sicilia si concentreranno maggiormente, oltre che sui Balcani e sulla Grecia e sulla Puglia, queste aree un po' più interessate, e si tenderanno a spostarsi, ma aria un po' più umida atlantica proprio a partire da venerdì scorrerà e porterà quindi a una fase nuovamente più instabile che interesserà in parte anche l'Emilia Romagna e il nord-est. Questa è una segnalazione, come vedete la giornata di venerdì evolverà con piogge e temporali. Le aree più interessate saranno queste: le Marche, l'Abruzzo, poi anche ovviamente il Molise, l'Alta Puglia e compresa la Basilicata, la Calabria tirrenica e anche gran parte della Sicilia, come vi dicevo, soprattutto quella settentrionale, quindi il Palermitano compreso. Sul resto del nord avremo un accenno di qualche piovasco entro sera sul nord-est, sul Friuli Venezia Giulia. Comunque andrà meglio su gran parte dei settori del nord Italia la giornata di sabato. Come vedete questo impulso continuerà a scatenare ancora dei piovaschi e delle piogge rovesci dalla Romagna fino alla Puglia, anche localmente temporaleschi, ma comunque senza problemi e criticità. Sempre su Calabria e la Sicilia nord-orientale, anche qui avremo spesso dei piogge temporali, soprattutto durante le ore diurne, quindi attenzione proprio alle ore diurne, mentre il nord vivrà ancora della spiccata variabilità con piogge e deboli intensità comunque sul nord-est e sulla Emilia-Romagna. La giornata di domenica vedrà una circolazione sempre di bassa pressione, ma in spostamento verso sud, quindi le piogge si concentreranno maggiormente sulla Sicilia, ancora sulla Calabria e sulle regioni meridionali sul medio Adriatico. Come vedete si espanderà invece da nord-ovest un campo anticiclonico davvero molto diffuso e che quindi porterà a una minor quantità di precipitazioni su gran parte del territorio. Come vedete la giornata di domenica sarà stabile e con più spazi soleggiati al nord. Giornata di lunedì invece attenzione, perché scenderà questo impulso instabile che dal nord Europa riuscirà nuovamente a calare a partire proprio da fine mese verso le regioni meridionali, quindi nuova fase di maltempo fin sulla Grecia ovviamente, sempre per questo minimo depressionario che circola sui Balcani, sulla Grecia e sulle regioni meridionali, che porterà quindi sempre dei forti rovesci temporali, soprattutto quindi sulle aree del medio-basso Adriatico. Non assisteremo ancora a maltempo al nord, dove sarà stabile, possibilità comunque però a partire invece dal 1 di aprile di qualche piovasco che scorrerà da est verso ovest, che interesserà soprattutto le zone montane. Quindi insomma una fase comunque dinamica che interesserà il sud, meno dinamica invece al nord, dove avremo più stabilità, seppure con il passaggio di qualche piovasco al nord-est sulla Romagna tra venerdì sera e sabato pomeriggio. Questa è la situazione, continuate a seguirci come sempre.